Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di martedì 14 settembre. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi. Titolo principale in prima: terza dose, il Veneto parte. Si sta parlando naturalmente della profilassi contro il coronavirus. Entro la settimana via al richiamo del vaccino per i soggetti fragili, poi gli over 80, le case di riposo e la sanità. E la fotonotizia della prima pagina del Corriere delle Alpi è dedicata a una manifestazione ciclistica svoltasi ieri in centro a Belluno. Cycling Stars, spettacolo in centro a Belluno. 1 migliaio di spettatori in centro a Belluno. Non c'è stato l'atteso pienone, ma professionisti, vecchie glorie e atleti del vivaio hanno colorato la piazza. Hanno vinto Stefano Allocchio e Giacomo Nizzolo, ma i più applauditi sono stati l'oro di Tokyo, Francesco Lamon, e il simpatico commentatore di Eurosport Riccardo Magrini. Questo per quanto riguarda la prima pagina. Le pagine successive del Corriere delle Alpi sono dedicate alla ripresa della scuola. Per quanto riguarda la realtà veneta, 10 gli operatori scolastici sospesi per aver rifiutato di esibire il Green Pass. La dirigente scolastica regionale traccia il bilancio della prima giornata. Direi che è andata bene, pochi i disservizi. All'appello mancano centinaia di docenti. Questo un titolo che viene proposto dal Corriere delle Alpi per quanto riguarda la situazione dell'avvio della scuola nel bellunese. Moltissime le rinunce, la CISL scuola, il 30% degli istituti è privo dei direttori generali, a rischio pagamenti e contratti. Green Pass, esame superato, cortili aperti anche ai genitori nel bellunese. Al comprensivo di Trichiana un dipendente mandato a casa. Ok la piattaforma per i controlli e gli ingressi scaglionati. Qualche difficoltà all'Istituto Catullo di Belluno per le verifiche sulla certificazione. Il presidente della provincia Padrin dai ragazzi un grande esempio di responsabilità. Ci sono anche varie foto che testimoniano l'avvio dell'anno scolastico a Belluno. Corse aggiuntive sui bus, non c'è calca. 7 steward sul piazzale della stazione di Belluno. I pendolari più lontani restano fuori casa 12 ore. Qualche ritardo, ma le coincidenze sono partite in perfetto orario. Questo un po' un bilancio di una prima giornata di scuola in provincia di Belluno. Docenti sindacati subito all'attacco, 150.000 posti coperti da precari. Lezioni riprese per 4 milioni di studenti in Italia, debutto positivo per il Green Pass, i controlli stanno funzionando. Ci sono quindi delle problematiche, per esempio appunto per la copertura delle cattedre, ma il bilancio a livello provinciale, ma anche a livello regionale e nazionale, è tracciato in modo positivo. Obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori. L'apertura di Giorgetti, le imprese esigono sicurezza. Il sì di Figliuolo alla terza dose dal 20 settembre, via con i fragili. E sulle pagine del Corriere delle Alpi si passa appunto a parlare di pandemia di coronavirus, di profilassi. Terza dose vaccinale, colpo d'ala in Veneto, soggetti fragili chiamati entro la settimana. Priorità assoluta a immunodepressi, trapiantati e pazienti oncologici. A seguire gli over 80, la sanità e le case di riposo. La prima fase prevede circa 560.000 somministrazioni tra settembre e ottobre. E per quanto riguarda la situazione della provincia di Belluno, in aumento i nuovi casi Covid, l'81% dei positivi non è vaccinato. L'incidenza settimanale è maggiore della media nazionale. All'ospedale San Martino di Belluno 13 pazienti Covid positivi, 1 è ricoverato in rianimazione.
Contagi in 23 comuni nell'ultima settimana e il virus colpisce in modo particolare la fascia dei giovani. E passiamo alcune pagine di carattere generale del Corriere delle Alpi per fermarci su quelle relative alla provincia di Belluno. ACC, fumata nera dal vertice al Ministero per lo Sviluppo Economico, nuovo incontro e scambio di accuse. Delusione e preoccupazione dei sindacati e della regione. Il Ministero, l'articolo 37 può essere attivato, ma va chiesto. L'obiettivo è quello di finanziare, di dare il finanziamento necessario per la prosecuzione dell'attività dell'ACC fino alla soluzione definitiva della sua crisi. Dal Ministero mi sarei aspettata diverse ipotesi concrete per salvare questa fabbrica, ma non sono arrivate, ha dichiarato l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. I sindacati parlano di nodo legislativo e politico. Occorre subito un'azione forte per mettere in sicurezza le casse. Le RSU, basta prenderci in giro, qui le persone non ce la fanno più. I rappresentanti dei lavoratori erano tutti riuniti nella fabbrica, non sono mancati momenti di tensioni e di polemica con Roma. Le leggi le fanno loro a Roma, ma pare che non sappiano se possono essere applicate a noi. Cambiamo argomento. Trovato in un dirupo il corpo di Federico Lugato. La svolta dopo 18 giorni di ricerche. Gli uomini della finanza con 3 cani lo individuano sul San Sebastiano. Era precipitato per un centinaio di metri. La salma è stata recuperata dall'elicottero del 118. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Si tratta dell'escursionista che il 26 agosto era uscito per un giro in Zoldo e non era più tornato. La moglie Elena, la moglie di Federico Lugato, era tornata a Milano. La notizia fa annullare il tavolo in prefettura. La famiglia e tutti gli amici si stringono attorno a Elena, la moglie. Ci hanno detto che un finanziere ha avuto l'intuizione giusta. La montagna e i suoi dispersi sono 2 nella sola Val di Zoldo. Nel 2013 si persero le tracce dell'ex gelatiere Dario Zanolli. 4 anni dopo fu la volta di una turista toscana al Bosco Nero. Albero a terra da 45 giorni. Parco formalmente chiuso, ma i bambini ci giocano. Siamo a Belluno. A Nogarè, i residenti indispettiti per i ritardi nei lavori del comune. Giannone questa settimana via la pianta e i divieti. Palasport in ritardo, allenamenti da ottobre. L'impresa sta correndo per liberare le tribune e la palestra. La sostituzione degli infissi slitta al prossimo anno. Siamo sempre a Belluno e dal Palasport al Polisportivo. Rivisto il progetto, ok alla nuova gabbia. La struttura per il lancio del martello è stata distrutta dal maltempo e deve essere sostituita. Servono 35.000 euro in più. Li metterà il comune. Auto a fuoco nella notte in via Mier, si sospetta il dolo. Quasi distrutta una Panda parcheggiata sotto uno dei condomini, ora è sequestrata. Carabinieri e vigili del fuoco indagano. Derubano il padrone di un'azienda agricola, denunciati 2 coniugi. C'è Darida al vertice della compagnia. Scopo collaborare. Si tratta di carabinieri. Il tenente colonnello ha un passato operativo nell'Arma. Il maggiore Emanuele Cervellara avanza a Roma. Zaia e le infrastrutture, variante di Cortina, mancano ancora i soldi. E andiamo avanti sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi ed eccoci a Feltre. Turismo, un'estate al top,
come prima del Covid. Gorza, del Consorzio Dolomiti Prealpi, evidenzia gli accessi all'ufficio turistico. In luglio e agosto c'è stato un incremento tra il 40 e il 50%. Nel fine settimana appena trascorso non c'erano camere in tutta la città. Notizie certamente positive. Trattative in corso tra Comune di Feltre e Idro sulle emissioni. Don Giulio Gaio, giusto dell'umanità. Testimonianze da autenticare. Dagli archivi della prefettura non è possibile risalire all'identità dell'ebreo salvato, Beino, episodi documentati pronti a inviare il faldone al consolato di Israele. Storia, presente e futuro del volontariato in provincia di Belluno. Venerdì incontro al Colotti. Andiamo ancora avanti, eccoci in Cansiglio. Festival delle Foreste, oltre 5.000 presenze e appendice in arrivo. La soddisfazione di Veneto Agricoltura e Longarone Fiere, nel weekend gli eventi legati al rapporto con la Serenissima. Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere Dolomiti, vetrina eccezionale per il nostro territorio e le sue eccellenze. Lago in secca, estate addio, gli operatori protestano. Siamo in Alpago, si tratta del lago di Santa Croce. I prelievi d'acqua dell'Enel hanno fatto emergere una distesa di fango in più zone. Balbinot del camping Saratei, c'è gente che per questo è andata via anzitempo. Aperti nuovi cantieri, lavori di bioingegneria in località Alpaos, sempre in Alpago. Si tratta degli interventi a tutela del territorio ad opera dei servizi forestali regionali. Percorsi della memoria Longarone, già finiti 3.000 pettorali per la pedonata del 26. Ski College di Falcade, 30 anni di storia, con l'occhio proiettato al futuro. Sabato doppia commemorazione, prima ad Agordo e poi a Falcade. Accordo Comune di Canale d'Agordo Plastic Free. A breve iniziative nelle scuole. L'assessore Marilisa Lucchetta, in generale la differenziata qui la facciamo anche bene, ma nei periodi di alta stagione capita di andare in affanno. Ed eccoci a Cortina. Orizzonti più rosa per gli impiantisti, i numeri dell'estate ci aprono il cuore. Zardini guarda avanti alla vigilia del breve stop di ottobre. Ci sono i presupposti per un grande inverno nella Conca. Il presidente sereno sul fronte sanitario, non abbiamo avuto problemi significativi. Traversata del Cadore, subito un pienone sull'ultimo tratto rifatto. La soddisfazione del presidente dell'Unione Montana, Svaluto Ferro. Ci abbiamo speso 150.000 euro, ma lo meritava. Si tratta della traversata tra Caralte e Sottocastello. Manca ancora qualche dettaglio, ma i riscontri positivi sono di grande stimolo. Il sindaco Casagrande, sindaco di Pieve di Cadore, un chiaro esempio di come i vari comuni sanno collaborare. Il patriarca Pizzaballa, ospite dei vescovi delle 15 diocesi venete in raduno a Borgo di Cadore. Ha fatto il punto della situazione che sta vivendo a Gerusalemme, evidenziando di aver colto piccoli germogli di pace tra la comunità in perenne lotta. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino, che in prima pagina apre con il titolo principale: sparò al ladro, va in carcere. Padova, condanna definitiva per Onichini, 5 anni, colpito alla schiena mentre fuggiva, non è legittima difesa. Ma la foto principale della prima pagina è dedicata a Federico Lugato, l'escursionista che era cercato da molti giorni e che ieri è stato trovato morto in Val di Zoldo. Andiamo avanti sulle pagine del Gazzettino.
Green Pass nella pubblica amministrazione e per ristoranti e bar. Giorgetti il ministro, ma va esteso. Il decreto previsto nel Consiglio dei Ministri di giovedì, ma la stretta scatterà da metà ottobre. Nessuna deroga per le forze dell'ordine e si tratta per allargarlo a tutti i privati. Terza dose, si parte lunedì con 3 milioni di pazienti trapiantati e immunodepressi. Andiamo avanti. E arriviamo alle pagine che il Gazzettino dedica alla provincia di Belluno. Titolo principale, in questo caso, salvataggio ACC, Castro spieghi per il Ministero fondi del decreto sostegno, unica strada per la ripartenza, ma il commissario non li chiede, dica il perché. Le prime 2 pagine del Gazzettino di Belluno sono invece dedicate al ritrovamento del corpo di Federico Lugato. La montagna restituisce il corpo. Questo è il titolo principale. È stato il fiuto dei cani della Guardia di Finanza ieri a condurre i soccorritori a Lugato, trovato senza vita a 100 metri dal sentiero. L'escursionista era nella zona Monte San Sebastiano. La sua meta, l'uomo era coperto dalla fitta vegetazione. Il medico riscontra traumi compatibili con la caduta. Sarebbe un fatale incidente. Accanto al corpo di Federico c'erano lo zaino, il cellulare e tutti i suoi documenti, la salma a disposizione della magistratura. La moglie si è battuta per 18 giorni, non deve capitare più a nessuno. Elena Pancera non si era mai arresa coinvolgendo tante persone nelle ricerche. Ieri la fine delle speranze. Ora sta lavorando per sensibilizzare sulla sicurezza nelle escursioni affinché non si ripetano queste tragedie. Aveva avviato anche una raccolta fondi per le spese dei volontari civili, raggiungendo 30.000 euro. Aveva preparato anche un vademecum per la sicurezza in montagna. Ieri si è chiusa nel silenzio e nel lutto. E per quanto riguarda la partenza della scuola, controlli sui bus e ai professori, rientro in classe in sicurezza. Distanze, piazzale della stazione blindato con 17 steward negli istituti, entrate scaglionate. I saluti del presidente della provincia Padrin all'istituto Renier, la direttrice generale dell'ULSS alla Media Ricci, tutti auspicano un ritorno alla normalità. L'azienda sanitaria ricostituisce la squadra per la prevenzione, parte anche l'automonitoraggio. Avvio di anno ordinato, nessuna problematica con il Green Pass. Questo un altro titolo. In aula da vaccinato e invito tutti a farlo. L'entusiasmo di Jacopo e degli altri con la speranza che la DAD sia alle spalle. Questi anni sono stati molto duri, l'auspicio è di proseguire in presenza. Queste le dichiarazioni tra alcuni studenti raccolte dal Gazzettino. Dopo 2 anni di lavori gli alunni di Arsier rientrano nella loro scuola. Annuncio del sindaco, gli ampi spazi consentono di garantire sicurezza e rispetto del distanziamento. Io, donna, al lavoro nella foresta. Vania Zoppè, imprenditrice boschiva, ha preso parte al Festival del Legno nella dimostrazione delle motoseghe. Guida il trattore da quando aveva 12 anni, seguendo le orme dei genitori. Ora insegna ai suoi 2 figli la vita tra abeti e faggi. Covid, 7 giorni neri in provincia di Belluno, incidenza casi superiori alla media nazionale. Aumentano anche i ricoverati, su 13 pazienti con virus, 11 non sono vaccinati per 2 casi gravi in terapia intensiva. Auto a fuoco a Belluno, noi in balia di uno stalker. Un rogo domenica sera ha distrutto una Panda parcheggiata sotto casa a Mier. Secondo gli investigatori potrebbe essere doloso. Il condominio da mesi assiste a continue incursioni di ignoti contro una famiglia e ora, dopo l'incendio, tutti hanno
paura. Compagnia dei Carabinieri di Belluno, cambio al vertice. Da giovedì alla guida il colonnello Darida, bellunese d'adozione, prestò servizio per quasi 16 anni nella Marca. Turismo DMO Dolomiti riparte, le prime mosse di Tom Buncle. Ed eccoci a Feltre. Offese il cacciatore morto, condannato l'animalista. 1.000 euro di multa e 6.000 in tutto alla vedova e alla figlia di Igor Sommariva. Il colpevole è un 62enne attivista padovano che diffamò l'uomo via social dopo la tragedia. Ricordo dei caduti sul lavoro, targa con 120 nomi a San Gregorio nelle Alpi. Il ministero attacca Castro, non chiede i soldi per salvare la ACC. Per il MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, il prestito del decreto sostegni, unica strada per la ripartenza. Il commissario nel mirino, incomprensibile, ma ora deve spiegare il perché ai lavoratori. I sindacati, un grave errore abbandonare il progetto Italcomp, ora i tempi sono molto stretti. Queste alcune reazioni all'incontro tra le parti tenutosi ieri su iniziativa del governo. Il prossimo faccia a faccia è previsto fra una settimana. Spuntano possibili acquirenti. È una situazione delicata, non ci resta che aspettare. L'assessore regionale Donazzan non si sbilancia. Mi sarei aspettata più di una risposta, anzi diverse ipotesi concrete, invece non ne è arrivata nessuna, sottolinea. Le Paralimpiadi all'orizzonte, la Conca di Cortina sarà senza confini. Presentata l'associazione che punta all'accoglienza azzerando le barriere. L'obiettivo è coinvolgere il territorio in un vasto progetto di inclusione. Cala il sipario sull'estate, bilancio turistico in attivo ad Auronzo. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.